Il 25 marzo l'Italia ridiscuterà i trattati dell'Unione Europea. Ovviamente la riunione non è formalmente stata convocata per rifare i trattati, ma di sicuro per introdurre delle interessanti modifiche che riguarderanno la Sardegna così come tutte le altre regioni europee. Adesso noi abbiamo quindi una formidabile opportunità di far inserire l'ultraperifericità della Sardegna, che come sappiamo è un'isola, l'unica isola italiana posta al centro del Mediterraneo, quindi lontana dalla costa italiana e dalla costa europea più di ogni altra isola che fa parte dell'Italia, è molto più vicina al continente africano di quello che sia al continente europeo. Per cui tutti i requisiti geografici per l'ultraperifericità esistono. Esiste soltanto però la posizione geografica della Sardegna. Non esiste la volontà dei sardi di far valere questo loro diritto, che si tradurrebbe nella possibilità di poter cominciare a parlare di autonomia, nella possibilità di poter cominciare a parlare di indipendenza, se si vuole, nella possibilità di cominciare ad avere un regime fiscale differenziato da quello del resto dell'Italia, perché i costi di produzione sono maggiori per effetto dell'insularità. E quindi questo è il momento giusto per fare un appello al Presidente della Regione perché, utilizzando l'articolo 52 dello Statuto e le disposizioni di attuazione di questo articolo, chieda di poter partecipare alla delegazione italiana con una delegazione sarda che chieda l'inserimento nel trattato della dichiarazione di principio che la Sardegna è un'isola e che quindi è una regione ultraperiferica dell'Unione Europea e così come tale deve avere gli stessi diritti che hanno le altre regioni ritenute tali di tutti gli altri paesi europei. Grazie.